La lingua siciliana amo assai, perché desi parole alimeavi. Dopo che ne scivi, pure io la parlai e di tanto in tanto la cantavo. Ave tanti vocaboli e proverbi, ma anche espressioni particolari, per non parlare di tanti verbi e di usi e costumi familiari. La parlo perché sogno siciliano, che crescevi, feci casa e famiglia, lo portavo avanti piano piano. Che dico, nesce di cuore, lo posso ora dire forte forte, che sono fatti e non parole di una lingua antica che mai muore. Oggi la presentazione del suo vocabolario siciliano-italiano, ma come nasce quest'idea? L'idea nasce principalmente perché il siciliano si è evoluto in varie regioni con dei vernacoli particolari. Quindi diciamo che ogni zona del territorio siciliano ha un proprio dialetto e io appunto per mantenere e conservare nel tempo il dialetto, con i vocaboli con cui io ho parlato con con mio padre, mia madre, i miei zii, i miei parenti, i miei vicini, che sono spesso diversi dei vernacoli di altri comuni, io per mantenere appunto questo patrimonio ho voluto scrivere questo libro appunto per lasciarlo agli altri, per dire questa è la lingua, sono le mie radici, le radici di questa piccola cittadina che ha avuto appunto un linguaggio proprio personale che è appunto messo e racchiuso in questo mio libro. Una volta quando era giovane si ricorda che il siciliano non era ben visto a scuola? Esattamente, infatti io ho ancora i ricordi di quando andavo a scuola, specialmente alle elementari, quando un ragazzo veniva interrogato dal professore, dal maestro e non riusciva a esprimersi in italiano, gli scappava qualche parola in siciliano e allora veniva additato, quello non sa parlare e diventava un handicap. E non le nascondo che pesava anche a me, anche se io di queste figure non ne ho fatte, però era un amico, erano amici, no, amici miei, quindi noi ci siamo portati appresso a questo faldone pesante di questa bellissima lingua che non è per niente, non ha niente da invidiare all'italiano. L'italiano è nato dopo del siciliano. Il siciliano è nato alla corte di Federico II di Svevia nel 1250. Poi è venuto l'italiano, ma perché? Perché c'è stato un poeta divino, Dante Alighieri, che ha scritto il primo poema in volgare italiano. Siccome ha fatto il giro del mondo, allora si è deciso allora di portare avanti quella lingua, quel volgare siciliano, ed è diventata la lingua ufficiale dello Stato. Altrimenti la lingua ufficiale dello Stato sarebbe stato il siciliano. Però una cosa bella è che l'UNESCO ha stabilito che il siciliano è una lingua, insieme al napoletano. E appunto, come lingua abbiamo i dialetti, dialetto palermitano, messinese, ragusano, eccetera. Dopo del dialetto abbiamo i vernacoli, ancora in ambito più ristretto, e ancora in ambito più ristretto abbiamo le parlate. Le parlate addirittura ci sono dei vocaboli a livello di famiglia, in ambito molto ristretto, che si differenzia per alcuni aspetti al vernacolo e al dialetto. Quindi la bellezza della lingua italiana è questa, che ha diverse sfaccettature e si adatta facilmente ai luoghi, alle persone. Ecco. Ma i giovani, qual è il rapporto oggi dei giovani con la lingua siciliana? Appunto, si vanno perdendo, appunto l'idioma si va perdendo, perché ormai si guarda la televisione, si guarda il telefonino e non esiste, il telefonino parla in inglese, parla in italiano, ma assolutamente no in lingua ed è un problema grave. Diciamo che le istituzioni, in particolare la Regione Sicilia, forse l'ha detto anche il professore Nuccio Carrara, ha fatto una legge del 2011 in cui dava mandato a tutte le scuole di qualsiasi ordine e grado di approfondire gli aspetti di queste lingue. Ma mi creda, io ho bussato anche in alcuni posti, ma la porta mi è stata aperta, ma poi mi è stata chiusa subito. Io quest'anno cercherò di bussare bene e forte alla scuola del mio paese, perché vorrei veramente che questo si realizzasse. Io ci tengo ed sarà una mia grossa soddisfazione,
cioè vedere il lavoro fatto concretizzarsi appunto in un'apertura dei ragazzi e dei professori. Ma mi sembra un po' difficile, però io insisterò. Quanti vocaboli è riuscito a inserire nel vocabolario? Circa 6.000, 6.000 vocaboli e tanti me ne sono rimasti fuori. Probabilmente in una prossima riedizione li metterò. Però io sono contento di quello che ho fatto. E poi ho anche nel vocabolario ci sono messi quanti vocaboli della lettera A, lettera B, lettera B, C, eccetera. Quella con più vocaboli è la lettera S, mentre quella che non ne ha manco una è la H. La H è muta, non ne ha assolutamente. Abbiamo poi anche dei consigli al termine di questo vocabolario e in apertura c'è invece una sua poesia. Bene, esatto, l'ho voluta scrivere appunto perché io penso che questa poesia abbia impreziosito il libro, perché appunto io scrivo perché mi piace la lingua siciliana, l'ho parlata, l'hanno parlato i miei genitori ed io sono vissuto, cresciuto con la lingua siciliana e quindi per me è un bene prezioso che tengo nel cuore. Oggi una presentazione speciale qui a Rocca di Capreleone perché abbiamo appena terminato di presentare un vocabolario siciliano-italiano. Sì, l'autore è l'ingegnere Mario Favazzi, però si potrebbe pure osservare, dice, ma esistono i vocabolari siciliani? Certo che esistono, questo però ha una sua peculiarità perché raccoglie termini della fascia dei Nebrodi e soprattutto della fascia costiera e se vogliamo ancora essere più precisi, Nebrodi in uso, molto in uso a Rocca di Capreleone. Quindi diciamo che già da questo punto di vista si differenzia dalla pluralità di vocabolari siciliani che sono tanti, ce ne sono anche di ottima fattura. Questa sera l'abbiamo pure provocato l'autore, no? Perché gli abbiamo suggerito di non abbandonare questo lavoro ma di continuarlo, di aggiornarlo, aggiungendo magari vocaboli che possono essere sfuggiti, farne un vocabolario più corposo, spiegando per esempio i termini. Per ragioni di semplicità lui ha scritto questo vocabolario per le scuole, quindi ad ogni parola c'è una traduzione con un'altra parola, ma è chiaro che le parole hanno anche significati diversi a seconda del contesto e così via di seguito. Lui si metterà di buzzo buono, ormai è condannato a seguire questa strada e a migliorarsi. È un libro che io consiglierei per esempio per i ragazzi, per le scuole, in maniera tale che, visto che la regione siciliana intende promuovere, l'ha già fatto con una legge del 2011, mi pare, intende promuovere, non dico l'uso corrente tutti i giorni, ma quantomeno lo studio del siciliano come lingua, perché il siciliano è una lingua riconosciuta internazionalmente, bene, allora questo è l'ideale, perché è semplice, è spedito, c'è un'appendice dedicata alla fonetica, alla scrittura, quindi si imparano almeno le regole essenziali dello scrivere in siciliano. Il passato non era ben visto nelle scuole, ma c'è una ragione, no? Perché dopo l'unità d'Italia il problema era quello di fare gli italiani. Immagina se ogni regione avesse parlato il proprio dialetto, ogni comune il proprio dialetto, quindi c'era la necessità di imparare l'italiano proprio come lingua straniera, direi quasi, no? In Sicilia per esempio era così, in Calabria. Ed è giusto che si sia fatta quest'opera di italianizzazione. Poi c'è stata la televisione, no? La televisione ha insegnato l'italiano a tutti, ma ora che non c'è più il problema, questo tipo di problema, che i giornali si scrivono in italiano, i libri scrivono in italiano, la televisione parla italiano, beh, imparare anche, non perdere le radici del siciliano è una cosa buona e giusta. Per esempio io sono preoccupato perché c'è il rischio di perdere già l'italiano, perché l'italiano io dico è contaminato, io direi è inquinato da troppi anglicismi, no? Se tu leggi un articolo di giornale, anche il più banale, lo troverai pieno di termini inglesi, come se noi italiani, che abbiamo una lingua molto bella, anche molto articolata, avessimo bisogno di un vocabolo inglese per tradurre quello che vogliamo dire. Capisco che per esempio nell'informatica il mouse ormai è il mouse internazionalmente, non posso dire topo per descrivere quell'aggeggio, ma le lingue straniere devono essere
inserite in un contesto italiano, si direbbe con espressione latina come un grano salis, no? Con un pizzico di sale, di saggezza, non profluvio. Tu lo sai meglio di me, anche voi giornalisti in televisione, quando parlate disseminate termini inglesi quasi per sembrare più bravi o più comprensibili. No, in realtà se parli italiano devi continuare a parlare italiano. Il termine inglese lo metti quando è indispensabile metterlo. Chiaro, per esempio computer, è inutile dire elaboratore elettronico, no? Computer, si capisce, ma non andare troppo oltre, cioè per ogni cosa, per ogni articolo che si scrive, addirittura nelle leggi, vedi? Nelle leggi italiane sono stati introdotti termini inglesi, no? Per esempio quando si parla del rischio di default, cos'è sto default? Fallimento, ma è normale, dici rischio di fallimento, così capiscono anche quelli di Carrapipi e quelli di Militello Rosmarino come me, che sono ignoranti, giusto? Quindi non c'è bisogno. L'italiano rischia, tutte le lingue rischiano, i francesi ci tengono di più alla loro lingua, al francese, e sono più prudenti. Noi italiani siamo un po' troppo stravaccati su queste espressioni tipo anglofone, ecco. Tra i tanti vocaboli in siciliano, quali sono quelli che ti piacciono di più? Per esempio, io ho citato qualcuno stasera, quelli di scarso o scarsissimo uso, no? Per esempio ho citato il termine pattuallo o pattualli, no? Pattualli sono le arance, no? Però noi la usiamo come cabbasisi, non rompere i cabbasisi, non rompere i pattualli. È un termine, diciamo così, carinissimo, no? Voglio dire, di scarso uso ormai, ma è tipicamente siciliano. Credo difficilmente traducibile in inglese, se non ricorrendo, che so, orange si dice così in inglese, arancia, ma non dice nulla, quasi quasi è insapore il termine, non so se rendo l'idea. Poi ce ne sono tanti altri, per esempio c'è pure in italiano, no? Anche in siciliano in alcune zone nostre si dice puremma, sa di agreste, non so, forse un po' anche di selvatico, però incuriosisce, è gradevole, lo usano molto nelle campagne, no? Oppure, che so, il corbezzolo, mreaculo, no? Mreaculi, i corbezzoli, no? Questi termini che mi incuriosiscono. Insinsuli sono le giuggiole, e dire in italiano giuggiole. Dice raccogliamo le giuggiole, no, dice aspetta, raccogliamo gli insinsuli, ci capiamo un po' tutti, non so se rendo l'idea, ecco. Ed è veramente un lavoro importante perché ci fa ricordare da dove veniamo e chi siamo. E la lingua siciliana non è semplicemente un dialetto, ma è una lingua riconosciuta non solo dall'UNESCO, ma anche con una legge che una legge regionale ha promosso all'interno delle scuole. Quindi significa riscoprire o quantomeno non fare dimenticare, ripercorrere la memoria, l'identità storica e culturale. Ed è soprattutto un grande esempio per le nuove generazioni in un momento in cui si parla di globalizzazione ma anche di omologazione delle lingue, quindi sapere da dove veniamo e che il dialetto siciliano è una lingua madre a tutti gli effetti, penso che sia veramente è un bel libro ed è anche una buona, che deve essere una buona promozione anche per le nostre scuole, quindi complimenti all'ingegnere Favazzi e viva la lingua siciliana. Cosa si può fare proprio per portare la lingua siciliana nelle scuole? Guardi, una legge regionale ha previsto e ha promosso la lingua siciliana nelle scuole, è stata approvata nella scorsa legislatura e allora il Presidente della Regione aveva anche emanato una circolare indirizzata a tutti i dirigenti scolastici affinché si promuovesse anche attraverso progetti la conoscenza della lingua siciliana. Dico, l'amministrazione cercherà di promuoverla perché è molto importante. Noi quando parliamo della lingua siciliana non è un mezzo di comunicazione, non è un dialetto, è una lingua che è testimonianza della nostra memoria, della nostra tradizione, delle nostre culture, perché la Sicilia è stata dominata da varie potenze e ciascuno di questi popoli, dagli arabi ai bizantini, hanno lasciato qualcosa e quindi anche una proclamazione della cultura antica della nostra terra. Ecco, il rischio concreto che il siciliano possa scomparire lentamente c'è?
Guardi, già c'è, perché se parliamo con i nostri i bambini, i nostri ragazzi, quasi quasi non lo sanno più parlare. Ecco perché è importante, perché io credo che qualsiasi che non bisogna disperdere, perché bisogna guardare avanti, ma bisogna sapere sempre prima di guardare avanti da dove si viene e chi e quindi che cos'è il nostro passato, la nostra memoria e le nostre radici. Tutto questo è un patrimonio linguistico, un patrimonio culturale, è un patrimonio, ecco, patrimonio dell'UNESCO, riconosciuto dall'UNESCO. Quindi la promozione della lingua e del dialetto siciliano credo che sia veramente qualcosa di importante, che i nostri ragazzi, insieme all'inglese, insieme alle altre lingue, al francese eccetera, debbono anche conoscere. Sta a noi promuovere.